Per l'ennesima volta accadrà questo. E anche questo dà il segno della gestione politica che questa maggioranza fa del Consiglio Comunale, no? Cosa non ci piace? Sono sicuro che interverrà il Consiglio Comunale. Sono certo. No, paura lei, no, dietro quella faccia curvera che fa il consolare è naturale, non credo che dovrebbe tenere. Mira, non credo di doverla tenere. E devo dirle pure una cosa, che ammesso che sia preso un quintale e 12 per la legge, che poi non è proprio facile farmi, Tanto premesso, io è ovvio che interverrò sul merito e mi spiace per l'assessore Cometa, che magari si può pregare di meno. Tutto sommato è una persona che io stimo e mi impulsi fa. Però l'assessore Cometa devo dire, assessore, ma lei di quale paese parla? Di Bursano? Allora direi due, o lei parlava di Bursano, ma gli altri che avete prodotto non parlano di Bursano, oppure lei non parlava di Bursano. Sa assessore, se lei si spogliasse, non nudo qua per carità, ma se lei si spogliasse dei panni di consigliere comunale assessore e io le chiedessi in un anno di amministrazione di centrodestra, in un anno, lei, senza pensarci sul mondo, mi dice una cosa nuova che ha visto fare. Ecco, questa è la risposta, il silenzio. Lei ha programmato, dice abbiamo fatto i programmi, abbiamo fatto tutto. Sa assessore, poiché l'amministrazione parla con le cose che si vedono come effetti, ma parla anche con gli atti. Dagli atti che lei ci ha presentato questa sera, le cose che ha detto, non principio. Ha personale di programmi realizzati, ma se ne guarda la carta, le ha preparate lei. Prova a toccare la dotazione per programmi, proprio dove si evince con chiarezza che c'è zero. Dopo glielo faccio vedere. Dice, noi abbiamo fatto una buona amministrazione, abbiamo raggiunto gli obiettivi, patto di stabilità. Bene, alcuni comuni d'Italia, in questa situazione di crisi finanziaria ed economica, chiedevano al governo la possibilità di non rispettare il patto di stabilità. Comunque, bene, siamo contenti che il comune sia rientrato e che abbia rispettato il patto di stabilità. Poi lei ha parlato di tagli del governo. Avrebbe fatto meglio di qua, tagli del governo. Quelli in TV sono venduti, la stessa sua parte politica, si è venduta il taglio dell'ICI, poi lei viene qua a dire siamo in difficoltà, i tagli del governo. Si mette d'accordo con Berlusconi, va bene? E poi ha fatto una serie di la cultura, le cose, eccetera. Guarda, se avessimo più tempo, ma il tempo non è tanto, mi piacerebbe interloquire meglio con lei, quindi, ma quando dicevi queste cose, dove stanno le delibere? Quali sono gli atti che avete fatto? Quali sono le termini dirigenziali? Nel bilancio, dove stanno scritte queste cose? Lei non le aveva. Come non le ho trovate io, un bilancio che, come lei sa, purtroppo non è analitico e quindi di difficile lettura. Sa assessore, e giuro senza polemica, non è un rimprovero, ma è un ricordatorio. Io le avevo chiesto i codici di intervento, perché non solo il bilancio è oscuro, ma poi è oscuro tutto, perché quando una delibera e noi abbiamo il dovere del controllo, non è un opzione assessore. Le cose che abbiamo fatto questa sera io e la Consigliera della Camera non sono un'azione politica, sono un'azione che ci alla quale siamo tenuti. Abbiamo adempiuto un dovere e il dovere dei consiglieri comunali esercitare il controllo degli altri. E noi questo abbiamo fatto. Forse in maniera scomoda, probabilmente, ma noi questa sera abbiamo fatto questo. Quando la facciamo poi sul delibero di giugno, siamo in difficoltà, perché se c'è scritto intervento numero 755, e che cavolo è l'intervento numero 755? Oscuro il bilancio, oscuro e incomprensibile. Di questo bilancio si tratta. Io chiedo a me, voi amici consiglieri comunali, voi andreste a dire un po', fareste la spesa, riempireste il cartello, poi andate alla cassa e vi danno solo il totale della spesa. Paghereste volentieri. Andreste in un ristorante, non di quelli che fanno in giro, perché c'ho questo perché i ristoranti che fanno in
dice andate in 5, vi fate un conto di 300 euro solo il conto finale, paghereste volentieri, non chiedereste scusa ma l'acqua quanto costa il primo, no? Fareste, no? Bene, noi invece valutiamo questo bilancio in questo modo, noi abbiamo i saldi e nient'altro, abbiamo i totali, è vero che non dice la somma come il totale, ma questa non è la contabilità, questa è la gestione del conto. Avremmo avuto piacere di un bilancio un po' più chiaro. I rilievi fatti dalla signora Cavallo erano tesi anche a dimostrare la necessità che l'atto sia perfettamente legittimo, ma anche per aprire ad un bilancio partecipato più chiaro. Invece non solo non è chiaro, non solo è oscuro, eppure probabilmente non pienamente legittimo nella procedura con cui ci è stato consegnato all'esame di questa sera. Bene, se voi si legge la relazione tecnica della gestione e l'altra relazione sul conto, dopo guarda la sostenere questo, perché è scritto proprio bene che cos'è una relazione della gestione, è scritto bene, puoi andare a fare l'esame, ma non sei niente del paese. Frente, a nome, si dice lei, il comune, questo comune, in un solo passaggio leggo la giunta, presupponendo sia determinativo, vero? La è determinativo, sì, la giunta, non una giunta. Ho capito che forse almeno in quel passaggio un po' di anima c'è. Dopodiché questo è un bilancio senza passione, senza progetto, ed è un bilancio un consuntivo che testimonia un anno, un semestre.